della box al Vignasico, e credo che più tardi avremo anche il piacere di poter salutare uno delle, come dire, una rappresentanza, ecco, della Comune del Vignasico. Ma quello che volevo dirvi è che molti sono gli sponsor che danno il contributo perché tutto possa avvenire, perché organizzare una serata così non è semplice, e quindi vogliamo intanto salutare Sartori Medical Wellness, l'evoluzione del benessere. Sartori Medical Wellness è un centro a Masera di Padova che opera nel campo del benessere e della salute. Innovativo e accogliente, Sartori Medical Wellness ha al suo interno 3 aree: la palestra aperta a tutti coloro che vogliono allenarsi in un ambiente moderno guidato da personal trainer preparati, la fisioterapia, Sartori Medical Wellness è specializzato in ambito riabilitativo e fisiografico con tecnologie di ultima generazione e professionisti di esperienza certificata, e la medicina estetica, medici specialisti guidano verso il miglioramento della propria immagine con trattamenti su misura. E con riguardo alla Sartori Medical Wellness, l'anno scorso ho memoria di aver salutato una fisioterapista specifica, e quindi chissà, dopo magari avremo modo di salutarla ulteriormente. Consentitemi di salutare altri amici della Box al Vignasico come Tutela Risarcimento Infortunistica a Padova, che con un'esperienza ventennale alle spalle assiste tutti coloro che a seguito di un incidente stradale, sul lavoro, un infortunio sportivo o di qualsiasi altro genere hanno diritto ad ottenere un risarcimento. È presente nel territorio del Vignasico, avvalendosi di un ufficio amministrativo per la gestione delle pratiche e di un ambulatorio medico collegato che permette all'agenzia di anticipare, oltre che le spese legali, anche quelle sanitarie. Dove trovate tutto il risarcimento? In via Roma, al numero 310 nel Vignasico. E poi procediamo perché abbiamo anche da salutare con grande piacere Idea Più di Franco Quadrio, dai salvamenti agli infissi, dai pezzi di arredamento al servizio di assistenza e riparazione, dal cambio di serrature all'ideazione di progetti su misura. Da oltre 10 anni Idea Più è l'azienda leader nel settore. I conti di forza, un lavoro artigianale, frutto di inventiva e di passione, capace di inventare e proporre soluzioni creative e originali. Massima puntualità e precisione nel portare a termine a regola d'arte i progetti iniziati. Empatia e recettività nel saper cogliere e interpretare le esigenze del cliente. Idea Più la trovate in via Leonino Dazzara, al numero 46 ad Albignasolo. Lei ha forse caldo? Lei ha forse caldo, e allora lei dovrebbe andare nella, come dire, carrozzeria Nuova Milano per farsi fare una bella spray di qualche tipo di vernice idro-repellente contro il sudore, perché la carrozzeria Nuova Milano, la carrozzeria per eccellenza presente su Padova e provincia, oltre ai tradizionali servizi di riparazione e carrozzeria, offre anche antisudore, manutenzione auto, lavaggio auto e sanificazione, manutenzione e messa in sicurezza di veicoli elettrici e ibridi. Scherzo, perché insomma l'amico Jerry è un uomo di simpatia e insomma di ironia, quindi la prenderà sul ridere, mi auguro, altrimenti mi fa fare la parte della verniciatura. Restauro l'auto d'epoca, revisioni auto, ricarica condizionatori, vedi che qualcosa di fresco ci arrivava, tagliando auto e tuning delle auto sportive. La carrozzeria Nuova Milano dispone di un vastissimo parco auto di cortesia con 8 sedi dislocate in tutta la provincia di Padova per un servizio capillare ed efficiente. Dove la trovate? Beh, non viviamo tutti gli 8 indirizzi, viviamo però il principale, in via dell'Industria 38 a Padova. E a questo punto un filo di musica che recupero un po' di saliva, e dopodiché finisco con la vincita di quelli che sono gli sponsor mancanti. E allora va bene, la parte diciamo dei consigli per gli acquisti, come avrebbe detto il nostro Maurizio Costanzo, si ferma qui e partiamo ufficialmente con quello che Anna ha giustamente iniziato a presentare, lo sparring io. L'attività di sparring io, adesso hai la musica, scusami, quella di Piero Angela, Quark, sulla quinta corda, sulla quarta non ce l'ha, e allora lezione di sparring io. L'attività di sparring io prevede un confronto tra due atleti della stessa qualifica e dello stesso sesso, in cui vengono evidenziate le abilità tecnico-tattiche e strategiche con il pugilato di touche, con l'esclusione cioè del contatto pieno. Tra una ripresa e l'altra ragioniamo di 60 secondi in cui avranno sicuramente bisogno di rifiatare. E adesso, seriamente parlando, cerchiamo di concentrarci, perché i veri protagonisti stanno per salire sul ring. I veri protagonisti sono questi bimbi, perché di bimbi si tratta, che stanno per calcare con il vostro enorme sostegno e applauso il ring per la loro prima volta, perché gli allievi hanno tra i 12 e i 13 anni
e fanno riprese da 3 riprese da un minuto, e i canguri hanno tra i 10 e gli 11 anni e fanno 2 riprese da un minuto. E allora, signore e signori, per questo secondo trofeo Box al Lago qui da Matti Pessetti con Box al Vignasico, l'enorme applauso di tutto il pubblico presente per andare ad accogliere ovviamente sul ring la nostra Giulia Vecchiato, che andrà ad accompagnare portabandiera dei colori della Maidomi, il primo a salire accompagnato da Nicola Veni, Achille Marchesini all'angolo blu. Vai Achille! E all'angolo rosso, chi se non il vero portabandiera dei colori della Box al Vignasico, il figlio d'arte, pronto a salire accompagnato dal padre Manuel. Un grande applauso per Alberto Tacchetto. Vi garantisco che questi bimbi hanno preso un applauso più forte di molti atleti adulti, ma perché è giusto così. Sono canguri, combatteranno quindi sulla distanza delle 2 riprese da 1 minuto, ascoltano le ultime raccomandazioni da parte dell'arbitro, giusto per essere sicuri, hanno meno di 40 kg al peso, ve lo garantisco, quindi insomma sono 2 scriccioli ma ci faranno divertire sicuramente. Allora verranno chiamati al centro ring da parte dell'arbitro e per loro è probabilmente il debutto. Anna, guarda un attimo, è il debutto, è il secondo incontro, sono già esperti ma saranno sicuramente contenti di combattere in casa. Tutto è pronto, vengono chiamati al centro ring, sì, via. Achille Marchesini e Alberto Tacchetto, angolo blu per Achille, angolo rosso per Alberto. Vai Albi! Inizia la prima ripresa. Vai Albi! Vai Albi! Bravo Albi! Sono troppo belli. Vai Albi! Questo è il gong che chiude la prima ripresa e non chiude il vostro applauso per questi 2 scriccioli, Achille Marchesini e Alberto Tacchetto, entrambi figli d'arte, come si suol dire in questo caso. E fatevi dire, è una di quelle occasioni in cui i bambini sono autorizzati a picchiarsi, che è una cosa rara, insomma, in qualche modo, ma perché? Perché lo fanno seguendo delle regole, seguendo quella che è la disciplina che imparano in palestra e soprattutto vincendo l'emozione di essere di fronte a un pubblico, perché abitualmente tutti mi avrebbero detto fermi tutti, non fatelo, qui invece si fa tifo e gli si dice no, fatelo pure, fatelo seguendo le regole, per cui bene così, 1 minuto per recuperare fiato, per ascoltare quello che avranno da raccontare rispettivamente i genitori. A questo punto possiamo anche svelare questa cosa e a questo punto pronti per andare a dire fuori i secondi. La cosa più bella che ho sentito adesso, divertiti. Inizia la seconda e l'ultima ripresa. Bravo Albi! Vai Albi!
E scappa, Tacchetto, scappa! Dai Albi! Scappa, Tacchetto, scappa! Questo è il gol che chiude anche la seconda ripresa. Io mi zittisco e ascolto il vostro applauso per Achille Marchesini, Alberto Tacchetto. Sì, 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 là, Doria. Sì, sì. E mentre lo speaker viene fondamentalmente dopato dal dottor Giorgio Fabrizio Mari, vi ringrazio per avermi messo questo fresco addosso. Andiamo alla lettura del verdetto. Ok, e allora questo primo incontro valevole per lo sparring Io Canguri viene vinto ai punti dall'angolo rosso Alberto Tacchetto. Ovviamente un grandissimo abbraccio e un bravissimo anche ad Achille Marchesini. Non c'è dubbio che avranno il tempo per incontrarsi, questo è un dato di fatto, perché insomma, iniziando così presto non c'è dubbio che sarà così. È molto divertente tutto questo. Aspetta, fanno le fotografie di rito. A questo punto Giulia lascia il posto, da quanto vedo, a Claudia. E allora andremo ad applaudire anche l'ingresso di Claudia Laui sul quadrato tra le 16 corde. A lei il compito di andare a gestire lo sparring Io, secondo incontro, valevole per gli allievi, quindi tra i 12 e i 13 anni. A questo punto andremo già sulle 3 riprese da 1 minuto. Nuovamente, ok, perfetto. Andiamo a prendere i cartellini, pardon. Ok, benissimo. E allora ci siamo? Possiamo andare alla licita, andiamo allora alla chiamata dei due pugili. Pronti? All'angolo blu, ancora per la Maidoni, ancora con Nicola Valeri come tecnico ufficiale. Eccolo lì, pronti a salire con Andrea Nobile. E nuovamente portabandiera dei colori della box di Gnasego, all'angolo rosso Denis Doi. L'incontro si disputa sulla distanza delle 3 riprese da 1 minuto. Arbitra Claudia Alawi e tutto è pronto. Bravo Albi! Bravo Tacchetto! Bravo Tacchetto!
I due atleti sono stati già chiamati al centro ring, si sono già salutati e tutto è quindi pronto per ascoltare il gong che apre la prima ripresa. Quando vai? Questo è il gong che chiude la prima ripresa tra Denis Dori e Andrea Nobile, angolo rosso ed angolo blu, box al Vignasio e Maidomi, questi i protagonisti. Ma c'è andato bene. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Fabio, Lorenzo. Termina anche la seconda ripresa tra Denis Dori e Andrea Nobile. Fuori i secondi, pronti per andare a vivere la terza ed ultima ripresa. Inizia la terza ed ultima ripresa.
questo è il gong che chiude la terza ed ultima ripresa tra Denis Dori e Andrea Nobile. Vorrei sentire il vostro applauso più forte della musica, perché se lo meritano, e se lo meritano davvero questi due allievi che hanno fatto vedere lo sparring io, mentre c'è il passaggio di consegne tra il verdetto e le medaglie, e dopodiché andremo anche a raccontarvi qualche dettaglio in più dei pugili che sono stati protagonisti di questa sera. Ringraziamo l'arbitro, ma credo che il verdetto vada visto dalla parte opposta, esatto, grazie. Perfetto, allora questo incontro termina con un verdetto di parità. Ma consentitemi in qualche modo anche di omaggiare la figura di questo piccolo Denis Dori, che è stato campione, che è campione della selezione regionale che si è tenuta a Solesino per quanto riguarda lo sparring io, e che andrà a vivere la finale, insomma la Coppa CONI, che si terrà a fine settembre, quindi insomma avete salutato tutti, sì, gli arbitri e quant'altro. Bene, allora l'applauso ancora per questi due piccoli che scendono e che vanno anche a concludere quello che è il... No, non vanno a concludere, perché c'è ancora lo sparring io e c'è lo sparring io femminile, quindi pensavo di dire vanno a concludere, invece no, perché andremo poi a vivere uno schoolboy, ma più tardi. E allora continuiamo con lo sparring io, andiamo a raccogliere sul ring anche l'arbitro Rodion Rodaru e siamo allora pronti per andare a chiamare sul ring portabandiera dei colori della Vox Latina, a questo punto accompagnato da Rocco Prezioso, pronti a raccogliere con un applauso all'angolo blu Aurora Turrin. E all'angolo rosso, ovviamente accompagnato da Manuel Tacchetto, accogliamo per la Vox Albignasego Elena Zanotto. Questo incontro si disputa sulla distanza delle 3 riprese da 1 minuto. Arbitra signor Rodion Rodaru. Come si suol dire all'aprire la dimostrazione di come il pugilato sia, insomma, tra l'altro da Vignazzico, insomma, hanno dei campioni, delle campionesse davvero importanti, per questo è già stato abbondantemente sdoganato come sport femminile, pensate che dal 2001 è anche sport olimpico. Ai noi purtroppo le prossime Olimpiadi nessuna parte di pugilato né maschile né femminile sarà presente, ma insomma quantomeno sicuramente l'Italia ha avuto modo di godere del pugilato femminile, portando Irma Testa ad essere l'unica a portarsi a casa una medaglia alle ultime Olimpiadi, per cui insomma grande importanza per quanto riguarda la box femminile. Ultimi aggiustamenti. Va bene, dai. Ultime diciamo, controlli da parte del staff per quanto riguarda, ed è tutto pronto, quindi il saluto è già venuto e questo è il gong che apre la prima delle 3 riprese. Vai Auri! Toccala Auro, toccala! Brava! Brava! Abbassa la destra, Aurora!
Questo è il gong che chiude la prima delle 3 riprese tra Aurora Turrin, angolo blu, box latina, ed Elena Zanotto, angolo rosso, box albignasico. Prende le smorte che li porta nelle foto. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Brava! Brava! Questo è il settore giovanile. Brava! Abbassa Termina la seconda ripresa. Elena dell'Aurora. Angolo rosso per Elena, angolo blu per Aurora. Era sempre le foto. Fuori i secondi. Ma non per lui, sì, però poi Inizia la terza ed ultima ripresa. Abbassa la destra, Aurora. Brava! Ora abbassa la destra! Brava! Stai calma Aurora, stai calma! Questo è gong che chiude la terza ed ultima ripresa tra Aurora Turrin, box latina, angolo blu, ed Elena Zanotto, angolo rosso, box albignasico. E quindi ancora un applauso per loro due. Peraltro direi che l'angolo blu si chiara una chiara origine veneta, perché Turrin non v'è dubbio sull'argomento. Andiamo allora alla lettura del verdetto. Questo incontro termina con un verdetto di parità. Che bello questo abbraccio, fatevi applaudire per questo abbraccio tra queste due giovanissime.
L'allieve dello sparring io, tutte molto contente, molto belle, molto bello tutto questo. Procediamo rapidamente perché la serata insomma in questo secondo trofeo Box al Lago merita tutta la vostra attenzione, anche se nel frattempo state degustando le prelibatezze targate la brasserie. È la diretta, per favore. State lontani, state le panche. Giulia Vecchiato è rientrata sul ring, a lei il compito di andare a gestire il prossimo incontro che si discuterà sulla lunghezza delle tre riprese da 1 minuto e 30 secondi, 4 minuti e mezzo di pugilato tra due giovanissimi allievi, schoolboy. Come di consueto pronti per chiamare l'angolo blu, andiamo ad accogliere con un grande applauso accompagnato dal maestro Francesco Varano per la Sinicella Box, sale Mirko Varamo ed accompagnato all'angolo rosso maestro O'Neill Agramonte per Arena Box. All'angolo rosso sale Joel Varnaculazuriga. Oh yeah! Le riprese da 1 minuto e 30 secondi, arbitra Giulia Vecchiato, questi due schoolboy del 2008 e del 2009, giovanissimi ovviamente, ascoltano le ultime raccomandazioni, vengono chiamati al centro ring da parte dell'arbitro. Poppi come sta? Bene? Inizia la prima ripresa. Termina la prima ripresa da Mirko Varano e Joel Varnaculazuriga.
Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. No, Francesco. Vai Gioè! Destro! Gioè! Bravo, il destro! Butta il destro! La seconda ripresa tra Mirko e Joel, angolo blu per Mirko Garamo e angolo rosso per Joel Barnacula Suria. Fuori i secondi. Inizia la terza e l'ultima ripresa. Termina qui la terza ed ultima ripresa tra questi due schoolboy che hanno combattuto per 4 minuti e mezzo, ma sembrato veramente molto più intenso e lungo la durata del loro incontro, per cui un grande applauso davvero a questi due giovanissimi dalla Sinicella Box per l'angolo blu e dall'Arena Box per l'angolo rosso. Ovviamente abbiamo detto dalle zone di Latina, dalle zone insomma del Lazio per la Sinicella Box e ovviamente dalle zone di Verona per l'Arena Box. Io non posso che ringraziare Revolution Video perché ma che DJ, noi dove abbiamo?
Questo quarto incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu, Mirko, wow! 16 alla box. E torniamo a vivere il pugilato femminile perché siamo pronti per vivere l'ultimo, dico giusto, sì, l'ultimo incontro per quanto riguarda la box femminile, il quinto di questi 13 incontri in programma per questo secondo trofeo. Box al lago, Mati Pessetti, davvero bella la location e soprattutto può essere buona anche, come dire, sei stancato però. post location perché si mangia sempre molto bene qui, quindi insomma, come dire, siamo particolarmente felici di questa cosa di livello da parte di Samuel Sartori e di tutto il suo staff, perché insomma, come dire, non c'è dubbio sull'argomento. Vi dicevo, quinto incontro, ultimo per riguardo il pugilato femminile questa sera, andiamo nella categoria degli junior, per cui 3 riprese da 2 minuti. Pronti ad accogliere nuovamente Claudia Laui sopra il ring e pronti ad accogliere dalla parte dell'angolo blu, quindi accompagnata da Roberto Croce, quindi Ferrara Box, Electra Mormando. Guardate che Electra Mormando non ha sentito il vostro applauso. All'angolo blu, Electra Mormando. Ok, adesso sì. Chissà perché non ho dubbi che non dovrò chiedere l'applauso, perché all'angolo rosso porta a vedere dei colori della box Albignasego, pronta a salire Giada Rossetto. E allora abbiamo il bello della diretta, se non fosse così non ci piacerebbe, sono 3 riprese da 3 minuti perché sono youth, giusto? Allora 3x3. Non sono junior, sono già youth, ok? E allora sappiamo che Manuel questa sera pagherà penitenza, ma non è un problema. E allora detto questo procediamo con 3 riprese da 3 minuti, arbitra la signora Claudia Laui, Giada Rossetto, angolo rosso, box Albignasego, Electra Mormando, angolo blu, Ferrara Box. Vengono chiamate al centro ring. Consueto saluto, raccomandazione da parte dell'arbitro. Inizia la prima ripresa.
Però sì, questa è la vita. Ti manca un po'? C'è una ragazzina là per col sparring. Questo è il gong che chiude la prima ripresa tra Gianni Rossetto e Electra Normando. Ma vedo me quando Con un pallone mettiamo un tutto lì e prendete casa. Apriamo una palestra al Real di Centro. Lui allena tutto l'allenamento. Mettiamo il ring centro. Poi io alleno un po' quello benissimo, no, guarda che noi dopo fare via Fuori i secondi. E inizia la seconda ripresa. come dire che adesso sono per il 3.000 sono 5.000 Ti faccio da secondo, Davide. e io mi metto io con la luce quel fare Ti faccio da secondo e non fa. non lo vedo arrivare di Chiaro che lo sai. Davide, guarda che ne abbiamo provate. neanche qui lo quello lo mettere già Questo è il gong che chiude la seconda ripresa tra Gianni Rossetto e Electra Normando, rispettivamente box al
Box, angolo blu. Fuori i secondi. Pronti per andare a vedere gli ultimi 3 minuti di questo quinto incontro. Inizia la terza ed ultima ripresa. Dai Giada! Era incollato tutto, era incollato, infatti, era toccato la prima sono all'angolo, e dove? Non li vedo io. Sei lì dietro. 7 giorni? No, 15 giorni. Quindi 6 il no, 10 da quel 'Io non voglio restare, non alla 2 la notte ha fatto Questo è il gong che chiude la terza ed ultima ripresa e non chiude il vostro applauso per Giada e per Electra. Giada Rossetto, angolo rosso, box Ardignanzico, Electra Mormando, angolo blu, Ferrara Box. Queste due ragazze che per 9 minuti se ne sono date di santa ragione, come si suol dire, loro sono due youth e sicuramente avranno tempo e modo di incrociare nuovamente i guantoni, ma le vedo sorridenti e questo mi fa molto piacere. Complimenti, ancora un applauso per queste due. E questo quinto incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu Electra Mormando Ferrara Box.
Devo ammettere francamente, caro Manuel, che ho presentato tante volte il pugilato, ma raramente mi è capitato di vedere come dire, un catalogo di così giovani che combattono, e questo dimostra proprio che in qualche modo Box Albignasego si accompagna e accompagna a quello che è il progetto di crescita delle nuove generazioni di pugili, perché davvero è molto piacevole vedere così tanti giovani che stanno per salire sul ring, e d'altronde se non li, come si dice, se non li facciamo crescere da piccoli poi è difficile farli arrivare da grandi a questo meraviglioso sport che è il box, laddove ora andiamo a vivere insieme 2 junior, quindi 3 riprese da 2 minuti. Torniamo con l'angolo blu protagonista con la box latina, quindi con il maestro Rocco Prezioso, pronti ad accogliere con un applauso Cristian Bona. Ecco il maestro Manuel Tacchetto, pronti ad accogliere l'angolo rosso per la box Albignasego Luca Bassi. Tre riprese da 2 minuti, arbitra signor Rodian Rotaro. Vengono chiamati al centro ring i 2 atleti. Luca Bassi, angolo rosso, Cristian Bona, angolo blu. Vai Agri! Vai Gri! Inizia la prima ripresa. Dai Luca! Dai! Dai Luca! Dai! Bravo! Io tragino, sacchi, io non vi prendo qualcosa Termina la prima ripresa. Luca Bassi e Cristian Bona, box Albignasego e box latina, angolo rosso e angolo blu.
Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Hai trovato? Grande Gri! Dai Gri! Dai Gri! Questo è il gong che chiude la seconda ripresa. Bravo Gri! Cristian Bona. Fuori i secondi. Vai Gri, sei forte! Quest'anno hanno vinto un po' scritto, Vai Cristian! 30 punti a 25 anni. Vai Cristian! Inizia la terza ed ultima ripresa. Vai Luca! Vai Dai Cristian! Partiamo di pesce, signori. Alle più buone su. Dai Cristian! Dai Cristian! Dai Cristian! Dai Non puoi giocare! Bravo! Dai Gri! Dai Gri!
Questo è il gong che chiude la terza e l'ultima ripresa tra Luca Bassi e Cristian Buona. Ma sono certo che se qualcuno me lo chiedesse potrei dire che non sono durati 6 minuti, così che non è durato di più, molto di più, almeno dal punto di vista di quello che ci hanno fatto vedere questi due ragazzi, questi due junior che si sono combattuti sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti e davvero hanno, come dire, mostrato molto ardore, chiamiamo così il termine giusto, e anche molta, in qualche modo molta irruenza. E allora andiamo alla lettura del verdetto. E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu Cristian Buona, box Latina. Allora cogliamo l'occasione per continuare con la licita di quelli che sono, come vi dicevo, gli sponsor che ci hanno permesso di continuare anche questa volta a fare questo secondo torneo Box al Lago, qui il secondo trofeo, anzi Box al Lago. E allora grazie ancora una volta a Samuel Sartori e a tutto il suo staff con Matti Pessetti qui alla brasseria al Lago. Ma volevo salutare, poi avremo modo anche di, come dire, renderlo maggiormente protagonista, Andrea Hairdresser, uomo e donna, esperienza e professionalità, lavorata in via Europa alla Vignasego, chiamarlo parrucchiere sarebbe un po' riduttivo. Andrea è un giovane imprenditore che si è saputo distinguere nel territorio perché è professionista che esercita nel settore da 16 anni, ha saputo rivisitare questo antico mestiere fondendo le doti manuali con tecnologia d'avanguardia nel settore. Esperienza, competenza e conoscenza per comprendere, scavare e far emergere le esigenze, i desideri, i bisogni di stile di ogni cliente, tutto avvolto da un ambiente. Se non avevo chiamato i pugili il motivo c'era, perdonatemi, scusatemi, vi richiamo io i pugili quando abbiamo il medico. Grazie. Vi dicevo, esperienza, competenza e conoscenza tecnica per comprendere, scavare, far emergere le esigenze, i desideri e i bisogni di ogni stile, il tutto avvolto da un ambiente accogliente e moderno in cui lo staff si muove con professionalità, coinvolgendoti allo stesso tempo in un clima di serenità ed amicizia, donandoti momenti di puro relax. Nel negozio si trova anche uno spazio dedicato al barbiere con tipica poltrona in stile anni 50. Questo per quanto riguarda Andrea Hairdresser, uomo e donna, ci trovate in via Europa ad Albignasego. Attendiamo il ritorno del medico e allora possiamo anche andare a dire che voi state bevendo questa sera qualcosa che è probabilmente trovato in wineall.com. I vini che raccontano l'eccellenza italiana dei piccoli produttori e delle piccole aziende agricole. Qualcosa mi dice che gli amici di wineall.com sono con noi e allora si prende un applauso di tutti voi perché giustamente state godendo, e poi più tardi anch'io vorrei, come dire, festeggiare con wineall.com. Ed infine, in attesa sempre del ritorno del dottore, andiamo a salutare e ringraziare Techis e Viven SRLSR, cioè praticamente una società a responsabilità limitata ma semplice, perché questo è il titolo, e quindi è il principale importatore di prodotti per la... qui Gemma, ascolta perché ti sto per spiegare cose difficili. Techis Eleven è il principale importatore di prodotti per la sublimazione, fornisce tutti i materiali e l'attrezzatura necessari per la stampa sublimatica. E io dopo voglio sapere cos'è la stampa sublimatica. L'azienda è dotata di uno spazioso magazzino che permette lo stoccaggio e la consegna immediata al cliente. L'attenzione dell'intero processo dall'ordine alla consegna rende l'acquisto facile, piacevole e sicuro. Dove lo trovate? In via Enrico Mattei, a Masura di Padova. E ora che il dottore è tornato possiamo tornare anche con il pugilato. L'ho fatto anche prima in volontaria. E allora pronti? Per il settimo incontro, quello che vedrà protagonisti due pugili all'angolo blu e all'angolo rosso, perché all'angolo blu porta bandiera dei colori della Box Latina, sale Mattia Turrin. Direi probabilmente parente.
E all'angolo rosso porta la bandiera della box Siena, accompagnato da Davide Borgogni. È già salito Alessandro Bramerini. Due atleti Schoolboy combattono sulla distanza delle 3 riprese da 1 minuto e 30 secondi alla bilancia 52,5 kg, ma poi scopriremo che cos'è la sublimazione, te lo garantisco. Oh, questa è la musica che piace a me, bravi quelli di Revolution Video. Ritorniamo con il rock, quello vero, quello che piace a noi. And there is a news, ossia tutti e due vengono chiamati al centro ring, tutti pronti per ascoltare e a questo punto anche lasciare libero sfogo al tifo tra Alessandro Bramerini e Mattia Turrin. Inizia, prima ripresa. E Fabio dall'alto potevi Matti, bravo! Scusa, non poggiatevi al tavolo per favore, sennò la diretta fa così. Portate pazienza. Dai Mattia! Bravo! Ottimo! Dai Mattia! Testa! Dai Matti! Bravo! Vai Matti! Bravo Mattia, bravo! Dai Matti, dai! Dai Matti! Dai Matti, dai! Dai Mattia! Ecco! Dai Mattia! Dai Mattia! Termina la prima ripresa tra Mattia Turrin, Box Latina e Alessandro Bramerini, Box Siena. Fuori i secondi, pronti a vivere la seconda ripresa. Inizia la seconda ripresa. Dai adulto, andiamo! Andiamo! Dai Mattia, dai! Dai Mattia! Mattia al massimo! Dai adulto, Dai Mattia! Mattia! Dai Mattia! Dai Mattia, Dai Mattia!
Matti, dai, andiamo tutto, cazzo, dai! Termina la seconda ripresa tra Alessandro Brameri e Mattia Torrin. Vieni qua! Fuori i secondi. Mattia! Matti, dai, Oh Mattia! Dai Dai Mattia! In fratello, l'ultima ripresa. Dai Mattia! Dai! Mattia, è l'ultima! Dai Mattia! Dai Mattia! Un minuto Mattia! Mattia via, lo vai! Oh Mattia, dai! Oh Mattia! bravo! Vai! Vai ancora Mattia! Vai! Dai! Mattia, dai! Dai ancora! Dai Mattia! Ping-pong che chiude la terza ed ultima ripresa. I parenti e la tira non lo vede. 30 secondi per Mattia Torrin e Alessandro Braverini. Terza ed ultima ripresa tra questi due atleti della box Latina e della box Siena, accompagnati da Francesco Varano e Davide Borgogni. E questo settimo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu Mattia Torrin, box Latina. E procediamo con l'ottavo incontro, categoria junior, per cui passiamo alle 3 riprese da 2 minuti invece che a quelle da 1 minuto 30 secondi. Allora procediamo veramente con nuovamente dalla tranquillo, 3x2 come dicevo. E allora andiamo con la categoria degli junior, dicevamo, e pertanto andiamo a chiamare intanto l'arbitro
la nostra Claudia Alawi, e procediamo con l'angolo blu, porta a bagliare dei colori della Sidicella Box, accompagnato da Francesco Varano, pronti a chiamare Lorenzo Doria. E all'angolo rosso, porta a bagliare dei colori della Mai Domi, accompagnato da Nicola Valeri, Enrico Cappelletti. Non avevo capito che avessero i Green Day sottofondo, ora ne sono certo. Lo faccio soprattutto per i volontari della Croce Rossa di due Carrare, perché altrimenti magari non entrano in servizio, lo speriamo, ma tornano a casa con l'orecchio di Dumbo, e per cui facciamo passare un pochino il volume, perché Revolution Video vive le cose alla grande, come box che stiamo per vivere, chiamando al centro ring i due atleti Lorenzo Doria e Enrico Cappelletti. Tutto è pronto? Inizia la prima ripresa. Vai Lorenzo! No, questo è l'ottavo. Ti cerca la mano. Lui è il... Anna di nuovo. E termina con questo gong la prima ripresa tra Enrico Cappelletti e Lorenzo Doria. Non termina la musica nel minuto di pausa, in modo tale che possano recuperare il fiato e ascoltare le indicazioni dai propri secondi. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Dai, dai Enrico!
Vabbè, vediamo dopo. Ciao, ciao. Dai Lorenzo! Perché arrivava così? Questo è il gong chiude la seconda ripresa tra Enrico Cappelletti, angolo rosso, e Lorenzo Doria, angolo blu. Rispettivamente mai dominate e 16 alla box. Fuori i secondi. Pronti a vivere la terza e ultima ripresa. Inizia la terza e ultima ripresa. Termina con questo gong la terza ed ultima ripresa tra Enrico Cappelletti e Lorenzo Doria. Questi due junior che si sono combattuti sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti. Abbiamo nel
necessità di velocizzare un po' i tempi perché qualcuno deve prendere un treno, allora vogliamo fare in modo che tutto questo possa avvenire, per cui andiamo alla lettura del verdetto e poi ci concentreremo sul successivo incontro. E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu Lorenzo Doria, si dice alla box. Si preparino Federico Griffin e Davide Costa. Siamo al nuovo incontro sui 13 nel programma questa sera, in questo secondo trofeo al lago, qui pronti per vivere insieme il prossimo dunque incontro. Non appena sale sul ring l'arbitro Ronald Rotaru e noi siamo pronti allora per andare a chiamare portabandiera dei colori della New Berica, accompagnato da Pietro Di Lorenzo, pronti ad accogliere con grande applauso Federico Griffin. E all'angolo rosso portabandiera dei colori della Box Albignasego Davide Coste. Vengono chiamati al centro ring i due atleti pronti per il consueto saluto e come detto cerchiamo di rapidizzare, no, bel neologismo, vediamo se riusciamo a sublimarlo questo neologismo. Stringhi, sostanzialmente stringhi. Ecco, Amapres. Coppo Vesuvio, Amapres. Pronti via, dai, allora tutto è pronto per concentrarci in realtà tra i veri protagonisti, quelli che stanno per combattere Federico Griffin e Davide Costa. Tutto è pronto? Inizia la prima ripresa. Perché a noi piace. Oh, Nicola, perché a noi piace. A noi piace, Nicola, a noi. Guardami qua. A noi piace. Allora, ma questa è una carga? Che carga? Ma una vita. Ieri era 10 e è andato avanti. Non devo essere qua.
E fai qua nuovo. Questo è il gong che chiude la prima ripresa tra Davide Coste, Box Mignansico e Federico Griffin, New Verica. Fuori in secondi. Inizia la seconda ripresa. Me lo segno. Destro, destro! Perché là si alza. Dai, dai! Pressalo, pressalo! Pressalo! Sì, adesso potevo tutti. Bravo, dai, dai! Dai ancora! Dai! Bravo! Ti ho visto dopo. Ma Carlo, Adesso vado. l'hai visto dopo proprio? L'hai visto dopo? Guarda che fresca, No, no, era così quell'acqua così. Dai. Anna, il problema che ha fatto così, guarda. Il cuoco poi il famoso. Vedi che sono uscito di casa, con il tavolo Termina così la seconda ripresa con la tattica del ciapano. Ho sentito con le mie orecchie che c'è questo consiglio tecnico all'angolo, ma adesso ascoltiamo un po' di musica in questo minuto. Fuori i secondi. Una serata folcloristica, devo dire. Pronti per arrivare alla terza ed ultima. Inizia, terza ed ultima ripresa. No, stiamo lavorando insieme. Stiamo lavorando. Si è girato.
Fanno vedere. Dai, dai Fede! Vai Fede, vai, vai! Dai Fede! Questo è il gong che chiude la terza ed ultima ripresa tra Davide Coste e Federico Griffin, tra Box Albignasego, angolo rosso, e New America, angolo blu. Vengono chiamati al centro ring i due atleti e andiamo alla lettura del verdetto. E questo incontro finisce con un verdetto di parità. Tra Davide Costa e Federico Griffin, verdetto di parità, consegna delle medaglie e strette di mano all'arbitro, un incrocio anche di quello che si dice calzare la medaglia. E allora grazie davvero, procediamo rapidamente con il prossimo incontro, il 10° su 13 in programma. Stiamo facendo in qualche modo velocizzare i tempi per consentire ai nostri amici di riprendere il treno e riprendere anche la strada di casa. E allora pronti per andare a chiamare all'angolo blu, porta bandiera dei colori della Cuba Box, accompagnato dal maestro Jesus Solano. Accogliamo con un grande applauso Leonardo Campana. Vai Leo! Ah, lui sì. E all'angolo rosso, porta bandiera dei colori della Box Albignasego, accompagnato da Manuel Tacchetto, pronti a raccogliere con un grande applauso Marcel Agache. Questo è un incontro sui 59 kg, da quanto leggo, e categoria Elite. 3 riprese da 3 minuti, tutto è pronto per essere un po' freestyler. Inizia la prima ripresa.
Il gong che chiude la prima ripresa tra Marcel Ragazzi Box Albignasego e Leonardo Campana Cuba Box categoria Elite. Quindi andiamo sulla distanza olimpica tra tre riprese da 3 minuti, davvero molto intenso, ovviamente quello che ci aspetta. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa.
Ragazzi, venite! No, Termina così la seconda ripresa, molto combattuta. Ma io... Basta, ci aspetti. Fuori i secondi, pronti a vivere la terza ed ultima ripresa di questo incontro elite. Inizia la terza ed ultima ripresa. Al massimo così. Questo è il gong che chiude la terza ed ultima ripresa e non chiude il vostro applauso.
Non più del vostro applauso, non si è sentito il vostro applauso. Fatelo sentire l'applauso per Leonardo Campana e per Marcel. Abbiamo un'ottima informazione da fornire, quelle che si chiamano le gradite informazioni di servizio. Per tutti i pugili che hanno già combattuto, siete attesi alle spalle, diciamo, della platea, perché sta per uscire la pizza per tutti voi. Per tutti i pugili che hanno già combattuto, pizza lì. Ma adesso andiamo a concentrarci invece sul risultato, sul verdetto di questo incontro. E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu, Leonardo Campana. Ovviamente un grande applauso va fatto anche a Marcel della Boxer Vignasego. E noi siamo pronti per andare a vivere con una certa rapidità anche l'11° incontro. Come detto prima, cerchiamo di fare in modo sia mai che il treno sia puntuale, capisci? Metti mai che il treno è puntuale per una volta e noi lo facciamo perdere. Allora, pronti allora a vivere l'11° incontro tra il pugile della Sidicella Box e il prossimo pugile della Mapuche Team. Ovviamente non ditemi che posso sbagliare questo nome, lo conosco benissimo, E allora, pronti allora per andare a chiamare all'angolo blu, porta maglia dei colori della Sidicella Box, accompagnato dal maestro Francesco Varano, pronti ad accogliere con un applauso Fabio Zunnui. E all'angolo rosso, porta maniera dei colori della Mapuche Team, accompagnato dal maestro Gabriel Valenzuela, pronti ad accogliere con un grande applauso Tommaso Sturaro. E questo? Sono entrambi junior, combattono sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti. Youth e junior, ma pertanto andiamo in forma di tutela di quello che il pugile vero esperto in questo caso è lo junior, pertanto combattiamo sulle 3 riprese da 2 minuti. Abbiamo la necessità di stringere i tempi come detto, perché mi hanno detto che dalle 23 abbiamo un problema, ci tagliano la luce e dobbiamo pedalare tutti, e quindi è un grosso problema e l'abbiamo già provato ieri. Credo che ti voglia chiedere qualcosa. Chiamiamo al centro ring i 2 atleti e il consueto saluto, l'ascolto da parte dell'arbitro delle ultime raccomandazioni. Inizia la prima ripresa. Bravo Fabio! Vai a fare la foto con lei. Sai che l'hanno fatta apposta. Questo non puoi mangiare la pizza.
Dai Fabio! Termina la prima ripresa tra Tommaso Sturaro e Fabio Zugnuemi. Ecco, arrivo! Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa. Dai Fabio! Dai Fabio! Dai Fabio! Questo è il gong che chiude la seconda ripresa tra Tommaso Sturaro e Fabio Zugnuemi. Vabbè.
fuori i secondi. Inizia la terza ed ultima ripresa. Dai Fabio! Dai tutto Fabio! Dai Fabio! Ed è questo il gong che chiude la terza ed ultima ripresa tra il pugile della sedicella box all'angolo blu Fabio Zonnoi e il pugile Mapuche Team all'angolo rosso Tommaso Sturaro. Non ho sentito il vostro applauso, ma deve essere io che sono distratto. Sì, ero io che ero distratto, adesso sì che l'ho sentito. Pronti allora per andare alla lettura del verdetto dopo questi 6 minuti di pugilato. E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu Fabio Zonnoi, sedicella box. Torniamo a vivere allora i colori di casa, pronti per nuovamente l'arbitro Rodion Rotaru, pronti allora vi dicevo per accogliere all'angolo blu, porta bandiera dei colori della box latina, accogliamo Gabriel Drum Blood. Dai Blood! Dai! Niente un po' di meno che di ACDC che accompagnino anche l'ingresso all'angolo rosso del portacolori della box Albignasego Bilal Ciocrani. I ragazzi piano piano si portano poi qualche combattono sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Arbitra il signor Rodion Rotaru. Chiamati al centro ring.
Scende la musica, tutto si concentra a quello che avviene tra le 16 corde ed il gong che apre la prima ripresa. Dai, Vlad! Oh, Vlad, dai, Dai, Vlad, dai! Dai, Vlad! Grande Vlad, vai! Bravo! Dai, Vlad! Dai, Vlad! Dai! Dai, Vlad! Dai! Bravo! Bello! Dai, Vlad! Dai, Vlad, dai! Dai, Vlad, dai! Dai che l'ammazzi, Vlad! Dai, Vlad! Bravo, Vlad! Calma! Dai, Vlad! Bravo! Bravo, Vlad! Continua! Dai, Milan! Fintalo, Vlad, fintalo! Vai, Vlad! Vai, Bilal! Vai, Vlad! Vai, Vlad! Vai, Vlad! Vai! Vai, Vlad! Vai, Vlad! Bello, bello! Questo è il gong che chiude la prima ripresa tra Gabriel Vlad Dram e Bilal Shokrani. Ça va Sandir quando Miss Anna Volta mi chiede di specificare una cosa, io non posso che specificarla a tutti voi. Le pizze sono solo per i pugili, non per gli altri. Mi raccomando, è solo per quelli che hanno già combattuto. Fuori i secondi! Inizia la seconda ripresa. Bilal! Vai, Vlad! Buono!
Anche le schiuma. Perché ci ha messo 40 minuti. Hai capito? Dopo loro prima anche la birra. Questo di chi era? Questo cavo? Quanto del meno? Diceva quello lo vendono anche a mezzo perché adesso è obbligatorio avere il conto per leggerla fatta. No, ma sai che io potrei giocare. Quella cosa lì costa 30 euro. Cioè non è il lettore quello serio. Capitano del posto? Gioella, Questo gong chiude anche la seconda ripresa tra Bilal e Gabriel Blatt. impeccabile. Impeccabile. Fuori i secondi, pronti per andare a vivere la terza ed ultima ripresa. Grande Vlado! Vai, Blasso! Inizia la terza ed ultima ripresa. Dove vai in giro? C'è Patanè da scaldare. Ma prima finito uno. Ma parte subito. Va benissimo Vlado! La seconda era sua. Del rosso anche secondo me. Era sua la seconda, poi ha preso un colpo e le due prime. Sì, però è scivolato, mi ha anche detto. L'ha preso ma è scivolato. Vai forte. Quanti mai sei quello? Vinta Vlado, vinta! Entra! Ragione Vlado! Bravissimo Vlado! Vai, 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 vai! Bravo Vlado! Dai, Vlado, vai! Grande Vlado! Vai Vlado! Bravo Vlado! Sta regalando colpi. Sta regalando il round. Dai Vlado!
Grandissimo, bravo, vai! Dai, Mile! Finisci tu! Finisci! Questo è il gong che è l'ultima ripresa tra Bilal Ciucrani della box albinase con l'angolo rosso e Gabriel Ramzad della box latina all'angolo blu. Abbiamo fatto sapere a Revolution Video che avrebbe dovuto pedalare sulla bici da spinning per mantenere le luci accese e siamo riusciti a stringere i tempi. Hai visto come richiesto in realtà da un treno che deve partire, pertanto abbiamo fatto il possibile per essere rapidi ma godere comunque di un bellissimo spettacolo in questo secondo trofeo Matti Pessetti Box al Lago in questo 3 luglio 2022. Finalmente possiamo vivere di nuovo come dire, gli eventi belli mentre andiamo alla lettura del verdetto e questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu, box latina, Gabriel Ramzad. Bello anche questo gesto tra i due pugili che si cantano rispettivamente e reciprocamente la medaglia. E signori, ci siamo, stiamo per andare a vivere l'ultimo incontro in programma questa sera. Io credo abbiate gradito lo spettacolo perché vi garantisco che ne vedo tanti di incontri di pugilato e una bella location così con, come dire, vedere tanta gente intorno concentrata sia a gustarsi quel che sta mangiando sia a gustarsi quel che sta vedendo tra le 16 corde è sempre una bella occasione, quindi grazie ancora a Samuel Sartori e alla sua ospitalità. Ora abbiamo nuovamente Giulia Vecchiato sul ring, pertanto siamo pronti per chiamare il portabandiera dei colori della New America, accompagnato dal maestro Pietro Di Lorenzo. Accogliamo con un grande applauso Goitan Codra. Ma che Goitan? Goitan è... Jonathan! Ma che Goitan? Goitan è Titan poi, cioè capisci? Poi Mandinga. E allora Jonathan all'angolo blu, Jonathan Codra, Uberica, angolo blu. È tuo il mio? È importante che prendessi no? E invece, ultimo portabandiera dei colori della box Armignazego. C'è una signora che mi sta guardando e mi dice: ma questo lo pagano per ogni scemata vi dice o gli viene spontanea? Però che pagano! Pronti all'angolo rosso per accogliere con un grande applauso l'ultimo portabandiera dei colori della box Armignazego, Lorenzo Patanè. Precisiamo che combatteranno senza caschetto, sono entrambi elite, combatteranno sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti. Jonathan Codra con la New America all'angolo blu e Lorenzo Patanè all'angolo rosso per la box Armignazego. Inizia la prima ripresa. Vai Pata! Vai ne! Con la mano! Non buttarti col coppo, Codra! Non farlo partire! No. Replica subito! Bravo! Dai, rientra tu adesso! Chiudelo! Più 4! Portalo dentro adesso! 1! Bravo!
1-6, 1-6. Vai tu. Bravo. 1-6, 1-6. 1-6. 1-6. Bravo. Vamos. Vai tu. Vai, vai. Bravo, bravo. Tu sei colpo. Lavora. Lavora lì, Johnny. Lavora, bravo. Lavora lì, chiudelo. Vai, vai, vai. Parte subito. Parte tu, bravo. Vai, Johnny. Bravo. Ehi, Johnny. 1-6, dai, su. Ehi, chiudelo, tanti colpi. Non fallo andare via. Cos'è 1-6? Ci ho parlato in codice? È il nome quello. Perché non veniva per cazzo? Sono combinazione diversa. Sono 2, 3. No. Bravo, chiudelo adesso. Lavora subito. Parti. Parte subito. Non fallo partire, Ioni. Bravo. Non fallo partire, Ioni. Subito. Vai, vai. Bravo, vai. Tu. Hop, hop, hop. Bravo, hop, hop, hop. Vamos, doppia il montante. A 2 mani il montante. A 2 mani, Ioni. Bravo, vai. L'ho fatto male. Vai, 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 vai. Doppia. Doppia. Vai. Vai. L'ho fatto male. Bravo. Doppia, lavora con quella mano. Termina qui la prima ripresa. Johnny, lo hai preso col colpo, ripete quel colpo, calcio con destro. Si dice che il meglio viene in fondo, davvero questi primi 3 minuti di questo ultimo incontro hanno davvero meritato di essere vissuti e in qualche modo anche ammirati per la loro irruenza, forza ed energia, mentre gli addetti al ring vanno ad asciugare per evitare di scivolare. No, sono sempre cioè, come scappa hanno sempre un occhio in più per loro. No, nel senso che hanno sempre un vantaggio loro. Deve chiudirlo sempre. Zoom Berlin, pronti per andare a vivere anche la seconda ripresa tra poco, perché ora fuori i secondi. Johnny, lavora 2 mani, il montante quello, 2 mani. Inizia la seconda ripresa. A 2 mani sotto quando lo chiude. Bravo. Vai tu adesso, parte subito. Bravo, vai. Muove il tronco, occhio al ganci. Adesso, parte subito. Bravo, ecco, vai. Oh. All'angolo. No, ha preso il colpo, ragazzi. Ha preso il colpo. Ehi, dentro con gancio. Ha preso il colpo. Di nuovo. Vai tu. Portami colpi. A 2 mani. Sotto, via. Butta dentro con il gancio. Vai tu. Adesso tu. Bravo, ecco, vai tu. Vai. Lavora 2 mani.
A due mani, bravo! Quello mi piacerebbe così. Perché è tecnico, capito? Più tecnico che aggressivo. Mandala a vuoto e rientra, bravo! Adesso, parte tu! Bam, bam! Bam, 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 bam! Bravo, vai! Vai tu! Due mani! Due mani, Ioni! Lavora per sotto i montanti! Bravo, vamos! Bravo! Vai tu! Prendi qua nella Vai, lavora lì! A due mani forte! Bravo, vai, vai, vai! Ehi, Johnny! Lavora due mani forte sotto, che fai? Caghi quel colpi! E quando lavori sotto, lavora forte! Sì. No, ma se alleniamo, se stiamo allenando insieme, viene a fare sparring con noi. Lavora mal colpo. Bravo. Bravo. Bravo, vamos. Lavora il colpo. Ecco, due mani. A due mani. Due mani. Due mani, ecco il lavoro. Bravo. Doppia la mano, doppia la mano, doppia. Doppia, doppia lì. Doppia. Finisce tu, finisce tu. Finisce tu. No, con ring. Termina la seconda ripresa tra Lorenzo Padronè e Jonathan Codra. E allora questa è l'ultima volta che ho un minuto di tempo per poter salutare e ringraziare ovviamente il commissario di riunione Gemma della Vedova, il team arbitrale formato da Giovanni Alawi, Rodian Rotaru, il giudice Gianandrea Castian e l'arbitro Giulia Vecchiato insieme a Claudia Alawi, il dottor Giorgio Fabrizio Munari, i cronometristi Monica Buonasera e Thomas Capuzzo, il volontario della Croce Rossa di Due Carrare, e ancora una volta grazie ovviamente all'ospitalità di Samuel Sartori e per questa Doppia la mano quella, doppia, mette dentro subito, doppia la mano. luglio. Ricordiamo il ritiro di tutti i libretti, ma adesso per l'ultima volta questa sera fuori in secondi. Ricordiamo ancora a tutti i maestri di ritirare i libretti prima di lasciare il posto. Terza ed ultima ripresa. Non fallo partire lui. Bravo. Non buttarti così, dai, usami l'1-2. 1-2. E dopo ecco, bravo. Lavora, vamos, 1-2, montante, subito. Bravo, vamos. Giriamo. Lavora il colpo. Adesso. Bravo. Bravo. Oh. Montanti, gancio, Rioni, bravo. Tu, subito. Vai. Hai capito? È il livello tuo. Quello blu. Vai tu, Johnny. 1-2, non fallo arrivare, non fallo partire mai. Hop. Hop. Vamos. Vai di nuovo. Vai tu. Vai Johnny! Vai lento, no, quel ring, non è il ring, ring. Ora va, oh! Johnny, stai fermo con la gamba che stai vincendo adesso! Mamma!
No, ha preso il colpo. Mamma mia. Ma ci volato, ma ha preso il colpo. No, ma fa dubito che è scivolato, Tu! Bravo! Lavora lì, a 2 mani! A 2 mani! 2 mani! Bravo, è quello, di nuovo! Mette dentro subito con il gancio! Adesso! Hop! Subito, hop! Hop! Vamos, che sei sopra! Gestiscelo! Appena viene parti tu, non fallo partire, adesso! Vai! 4! Lavora subito! Bravo! Lavora! Muove il tronco! Lavora! 4 colpo! 4 Ioni, 4! Bravo, 4! 4, vai Ioni! Finisce tu! Bravo! Termina qui la terza ed ultima ripresa tra Lorenzo Battenè e Jonathan Codra. E allora io vorrei un fortissimo applauso, perché questo è stato l'ultima delle 3 riprese, ma veramente un gran bel incontro, assolutamente un gran bel incontro che è andato a suggellare la conclusione di questo secondo trofeo Matti Pessetti Box al Lago. Grazie ovviamente ancora alla Box al Vignasio che è riuscita ad organizzare tutto questo in collaborazione con i suoi tanti sponsor, ma soprattutto mettendoci in qualche modo alla, come dire, indisponibilità della Samuel Sartori e di tutto il suo staff, per cui davvero grazie ancora. Andiamo alla lettura del verdetto di quest'ultimo incontro, andiamo a chiamare al centro ring i 2 pugili e poi andremo ovviamente a ricordare questa serata portando anche delle targhe in ricordo e, come dire, in giusto, confermate che ci sono delle targhe da consegnare con grande piacere. Mi dicevi che il verdetto va a... E questo incontro, questo ultimo incontro, termina con un verdetto di parità. Pronti, dicevamo, per consegnare le taglie? Allora, io chiamerei Anna, se possibile. Oh, guarda, decido io con chi partire? faccio proprio Pippo Baudo, cioè, come funziona sta cosa? C'è un gruppo di amici che prima hanno risposto con grande, come dire, con grande calore, li vedo ancora lì. Ehi, Pietro! Siamo pronti? Allora Anna, io sono pronto a chiamarti in qualità, come dire, di bella immagine della box al Vignasio, perché so che dovrei chiamare anche Mario Tacchetto, ma in realtà chiamiamo anche Mario Tacchetto sul ring. Ormai non ci sente più. Anche tu sul ring, grazie, in modo tale che qualcuno poi mi aiuti fatemi capire che devo fare. Pronti allora a chiamare Wineall.com, il vini che raccontano l'eccellenza italiana dei piccoli produttori e delle piccole aziende agricole. Ora devono decidere chi dei 3, dei 4, quelli che vorranno di più, insomma, salirà sul ring a prendersi la targa. Devono trovare qui il tappo giusto. Ok, chi di voi sale sul ring? Chi è in rappresentanza di Wineall.com? Oh, si vergognano tutti adesso. Sembra vedere la Juventus. Allora niente, sarai tu a portare giù. Oh. Datemi un gelato, ma devo risolvere la cosa di qua. Sassa, ok. Abbiamo deciso di risolvere la cosa così. Cioè, portiamo un gelato a volo. Allora, il nome suo? Il nome suo? Manuel Tacchetto. Non è abbastanza ubriaco, deve bere di più di Wineall. In realtà no, assolutamente, perché quello che sta dicendo lui è che bisogna bere bene, ma soprattutto venderlo. Giusto o no?
E allora grazie a Why Not, facciamo una bella foto in ricordo, ok? Questo è l'ultimo. Portamele tutte. Vai, tranquilla. Qui c'è. Dopo. Quello per l'ultimo. Qui invece c'è. Ok. Fantastico. E a questo punto, ok. Chi chiamiamo dei due? Io preferisco per principio Elisa. Tu preferisci per principio Nicola? Facciamoci le domande. Dov'è Nicola? Dov'è Elisa? Nessuno dei due vuole salire. Allora cosa facciamo? La portiamo lì? No, dai. Dai Nicola, sali con noi. Pronto per raccogliere anche tu la targa in ricordo di questa serata? Pronto? Sì. Figurati, non c'è problema. Sale o dov'è? Ok, ho fatto il giro, ok. E allora l'applauso per... Ditemi voi, quello che sta succedendo non lo so, quindi fatemi capire quello che succede, ditemelo. Io devo capire che cosa succede. Sicuramente non sarò io a portarlo alla banda, ma sarà lui ovviamente. Con l'applauso e la fotografia, scusatemi, la fotografia è lì, ecco, ok, fantastico, tutto fatto. Dove? Grazie mille, grazie davvero. Sì, no, questo è l'unico che so riconoscere, quello non c'è dubbio. Tutti hanno visto. Basta. Tranquillo. Fermo, gli altri portano. E allora secondo me c'è qualcuno che è passato recentemente a rifarsi il look per questo 3 luglio. E secondo me l'ha fatto da Andrea Herrester, dov'è? Dov'è? Ce l'abbiamo? Ora posso dirti, il suo ciuffo è invidiabile, eh? No, come il tuo, eccolo qui, abbiamo letto tutto quello che avevano preparato, sappi, abbiamo letto, preparato tutto, ecco, gira bene la targa così, ottimo così, fotografia di rito e l'applauso anche del pubblico. Ciao ragazzi, così con la premiazione si dice ciao a questa serata del pugilato del box a Vignasago e il Cuba Box.